Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Operazione della DDA di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 65 arresti, tra questi il neoconsigliere regionale Creazzo, chiesto l'arresto per il senatore di Forza Italia Marco Sicleri, la presidente Santelli, evitare condanne preventive. La Regione istituisce un numero verde per le informazioni sul coronavirus, al momento nessun contagio in Calabria, le scuole rimangono aperte se non ci sarà contrordine. I medici del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza lamentano la carenza di personale e la inidoneità strutturale dei locali in cui è ospitato, chiedono interventi immediati, così non possiamo andare avanti. Il professor La Rocca, responsabile del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università della Calabria, spiega la forte scossa di terremoto avvenuta ieri pomeriggio a Cosenza, la stessa intensità avvertita nel 2014 a Spezzano Sila. Il sindaco e il presidente della Proloco di Castrovillari annullano la sfilata di carnevale prevista per oggi. La sospensione è dettata dalle nuove regole previste nel decreto per il coronavirus. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura con l'operazione della DDA di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 65 persone, ci sono anche 2 politici coinvolti, c'è il neoconsigliere regionale Creazzo ed è stato anche chiesto l'arresto per il senatore di Forza Italia Marco Sicleri. Eifemos in italiano vuol dire acclamato e non è una denominazione data a caso all'operazione della Polizia di Stato scattata questa mattina a Santa Eufemia ad Aspromonte, importante centro del Regino, la cui amministrazione comunale è stata decapitata. È un vero e proprio terremoto politico-giudiziario quello registratosi all'alba di oggi, quando uomini della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a 65 ordinanze di custodia cautelare, 12 ai domiciliari. L'accusa 416 bis al fine di favorire il clan Alvaro di Sinopoli e le cosche satelliti. Il sindaco Domenico Creazzo, neoconsigliere regionale di Fratelli d'Italia, è stato arrestato, per lui sono stati disposti i domiciliari. Con lui il vice sindaco Cosimo Idà, il numero 2 del Palazzo Comunale sarebbe organico all''ndrangheta con compiti di affiliazione di nuovi soggetti. Arrestato anche il presidente del Consiglio Comunale Angelo Alati, indicato come mastro di giornata, un ruolo di vertice nell'organigramma delle cosche. Agli arresti pure un consigliere comunale di minoranza, Domenico Forgione, dall'opposizione avrebbe avuto il compito di monitorare appalti del comune e favorire in qualche modo gli affari di imprese riconducibili all''ndrangheta. Maggioranza e opposizione dunque insieme per regalare il paese agli Alvaro e ai loro controllati. Nei guai anche il capo dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Domenico Luppino. Una richiesta di arresti domiciliari con relativa autorizzazione è stata formalizzata anche nei confronti del senatore Marco Sicleri, fratello del sindaco sospeso di Villa San Giovanni. Lo spaccato politico e criminale emerso è inquietante, parole del capo della procura di Reggio Calabria Bombardieri, una riflessione a caldo giunta dallo studio degli elementi acquisiti che dimostrerebbero la cointeressenza dei colletti bianchi con la cosca Alvaro, il cui potere è talmente grande da avere consentito ai gruppi satelliti di avviare affari nei paesi limitrofi a Sinopoli e di godere di una larga autonomia, sebbene tutto dovesse essere riferito al quartiere generale della cosca madre. Un potere appunto acclamato e benedetto dai tanti beneficiari, politici compresi. Una mafia arcaica con i suoi rituali di affiliazione ma al tempo stesso una 'ndrangheta proiettata verso il futuro. Così gli inquirenti nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell'operazione che oggi ha portato all'arresto anche di Creazzo e la richiesta dei domiciliari per Sicleri. Quello che emerge, commenta il procuratore Bombardieri, è un quadro politico sconfortante. Indagine importanti, dicevo, perché ci dà conto di uno spaccato della realtà criminale dell'area, con proiezioni nazionali e vedrete anche internazionali, e ci dà conto purtroppo di uno spaccato della politica locale che non ci fa onore. Intanto premettiamo che non si fa riferimento a gruppi o partiti politici, si fa riferimento a persone che candidate con gruppi o partiti politici hanno cercato ancora una volta l'appoggio della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista dell'area per ottenere risultati elettorali che consentissero di raggiungere l'obiettivo, cioè l'elezione. Perché di questo si tratta di candidati che cercavano fortemente l'elezione, tanto da porsi il problema del gruppo con cui candidarsi, del partito politico con cui candidarsi, per cui era
era indifferente candidarsi con Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia o altri partiti, purché ci fossero serie e concrete possibilità di essere eletti. Quindi non aspirazioni ideologiche, ma utilitaristiche, la possibilità di avere uno strumento elettorale che consentisse di raggiungere il risultato sperato, l'elezione. E in questo in che cosa? In questo in un panorama criminale che è antico e moderno allo stesso tempo. E c'è una dichiarazione di Jole Santelli che dice che bisogna evitare condanne preventive, la magistratura fa il suo lavoro, ma io, dice ancora Jole Santelli, sono garantista. Veniamo all'emergenza coronavirus, è stato istituito un numero verde regionale proprio per questa emergenza, al momento, lo ricordiamo, non c'è nessun caso in Calabria. La governatrice Jole Santelli lancia l'appello: controlli per chi viene dalle zone rosse e informazione corretta. Istituito il numero verde regionale per il coronavirus, il numero 876 76 76. A preoccupare in Calabria, come sottolineato dalla stessa presidente della regione Jole Santelli, sono i tanti calabresi residenti al nord per studio o lavoro che hanno deciso di tornare. È a loro che la presidente lancia un appello. Chiedo alle persone che arrivano dalle zone interessate, e cioè dagli 11 comuni, di contattare, in ogni caso tutti, di contattare se vogliono il loro medico curante o i pediatri. Quelle persone interessate devono assolutamente contattare l'autorità sanitaria e dire al sindaco la loro presenza, in maniera tale che si possano assumere le precauzioni. Credo che con le idonee precauzioni possiamo stare tutti più sereni. La Polizia di Stato segnala la diffusione sui social media di molte fake news e arriva a invitare i cittadini a non condividere messaggi di allarme ricevuti e invece segnalarli al sito www.commissariatopolizia.it, un richiamo alla responsabilità rilanciato dalla governatrice calabrese. Abbiamo deciso col prefetto una serie di incontri interistituzionali proprio per comunicare, parlando con i sindaci, parlando con gli ordini professionali. Poi vedrete, ci sono una serie di incontri previsti che faremo, alcuni in prefettura, altri in regione, saranno spostati di comune accordo proprio per far sì che le informazioni circolino bene in tutta la regione, perché ribadisco, e su questo chiedo veramente un'attenzione particolare alla stampa. Attenzione, perché il panico in questo momento è un nemico fondamentale. Fake news e sciacalli, l'aspetto ignobile dell'emergenza, dai falsi tamponi alle false telefonate alle improvvisazioni sui social. L'appello degli esperti è a non diffondere la paura. Al momento in Calabria nessun contagio. E sempre per l'emergenza coronavirus, vediamo qual è la situazione a Reggio Calabria. Un'altra buona notizia sul fronte coronavirus: un altro test è risultato negativo, questa volta riguardava un rappresentante di commercio che era stato nella zona di Lodi e aveva fatto rientro a Reggio Calabria in auto. Il test secondo protocollo sarà ripetuto, ma all'1:30 di questa notte il sorriso ha prevalso sulla preoccupazione. È negativo il risultato anche il test su una donna di 59 anni e non di 67 anni come si era detto in un primo momento. La signora aveva fatto rientro da Torino in treno, aveva avvertito alcuni malesseri e si era recata al GOM. Un controllo sarebbe invece in corso su un docente di una scuola di Villa San Giovanni. L'uomo era stato in Lombardia nei giorni scorsi. E a proposito di scuole, molte scuole a Reggio e provincia rimarranno chiuse. Qualche incertezza c'è stata in queste ore. In alcuni istituti la chiusura parte da domani, ma molti genitori hanno preferito tenere i figli a casa già da oggi. La psicosi in quest'area della Calabria comunque c'è, non tutti ma molti hanno fatto scattare la corsa all'acquisto delle mascherine. Nelle farmacie non si trovano però e il rifornimento non sembra facile da effettuare a breve. I centri commerciali ieri erano quasi deserti. Gli esercenti spiegano che solitamente il lunedì fa registrare un buon livello di presenza. L'effetto deserto quindi è da collegarsi al timore di contagio.
Gli esperti, pur invitando alla massima prudenza e quindi a stare attenti all'igiene personale, a evitare luoghi affollati e ad evitare di intasare inutilmente i pronto soccorso, chiariscono che la situazione è sotto controllo. La battaglia adesso è contro l'espansione del virus. Se si contiene, e ci sono buoni presupposti che ciò avvenga, le strutture del grande ospedale metropolitano sono sufficienti per gestire la situazione. La stessa situazione dovrebbe registrarsi anche negli ospedali della provincia. Nel reparto di malattie infettive a Reggio Calabria sono 20 posti disponibili, 2 di questi sono per l'isolamento respiratorio. Intanto i cittadini che erano al nord, prima che scattasse l'emergenza, facendo rientro a casa, si sono messi in isolamento volontario. Intenso ovviamente il lavoro di coordinamento della prefettura. Purtroppo però non mancano le fake news. Ieri si era sparsa la voce di 2 nuovi casi di Covid-19 in un centro dell'entroterra della Locride. Ebbene, si è trattato non di un falso allarme, ma proprio di una falsa notizia. Gli idioti, è il caso di dire, circolano liberamente. E molte le ordinanze dei sindaci che mirano a interdire l'ingresso sul territorio comunale a chi arriva dalle zone rosse. Si moltiplicano le ordinanze dei sindaci per fronteggiare il contagio da coronavirus. Castrovillari ha annullato l'attesa sfilata del martedì Grazzo per il Carnevale del Pollino. Stessa decisione a Corigliano Rossano per restare solo in provincia di Cosenza. Sul fronte scolastico la notizia arriva dal Ministero e riguarda le gite scolastiche sospese fino al 15 marzo. Per il resto è la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a scrivere che in questa fase alimentare notizie false sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Un momento delicato anche per le istituzioni. Tanti primi cittadini hanno deciso di delimitare l'ingresso sul territorio comunale a chi arriva dalle zone rosse, come confermano ai nostri microfoni tanti sindaci. Noi come comune ci siamo già attivati. Già stamattina abbiamo fatto una comunicazione adeguandoci un po' anche al comunicato regionale per quanto riguarda i trasferimenti che vengono dalle zone a rischio, dalle zone rosse, di comunicare per avere la mappatura delle movimentazioni delle persone. Attualmente il problema sussiste, però secondo me va vissuto con una certa tranquillità e con un po' di accortezza. I negozi, tutte le attività commerciali, anche ricreative, sono tutte quante aperte. Si sta raccomandando alla cittadinanza per una accortezza anche igienica. Per quanto riguarda il comune di Crosia abbiamo attivato tutte le misure di prevenzione per quanto concerne appunto il pericolo di un'eventuale contaminazione anche nella nostra regione. Abbiamo allertato un po' anche le strutture sanitarie, la polizia locale, per eventuali emergenze che dovessero sorgere. Poi abbiamo anche pubblicato, stiamo per pubblicare un avviso sotto forma anche di ordinanza per avvisare tutti i cittadini che magari si recano, i nostri concittadini calabresi che sono al nord per motivi di lavoro e che vorrebbero rientrare, invitandoli a non ritornare almeno in questo periodo in Calabria. Proprio oggi emetterò un'ordinanza con la quale ordinerò ai titolari delle linee che provengono dal nord Italia e dalla Lombardia in particolare di comunicare le generalità, gli estremi dei passeggeri che faranno sosta a Trebisacce in modo da rendere tracciabile il loro percorso. Intanto ci sono le misure proprio messe in atto per evitare appunto il rischio di contagio da coronavirus. I vescovi calabresi in una comunicazione inviata a sacerdoti e fedeli raccomandano di lavarsi bene le mani, evitare il segno della pace durante le messe, la comunione nelle due specie e le condoglianze al termine di funerali 30° anniversari. Le indicazioni della Conferenza Episcopale Calabra comprendono anche lo svuotamento delle acque santiere. Intanto a Cosenza la riunione della Commissione Sanità, mentre all'Unical le sedute di lauree saranno a porte chiuse.
Al momento in Calabria non ci sono casi di contagio da coronavirus, nessun allarme ma massima attenzione. Per questo si mettono in atto tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di contagio. A Cosenza si è riunita la Commissione Consiliare Sanità. La riunione dell'organismo comunale è stata convocata da Maria Teresa De Marco, Presidente della Commissione, alla luce dei continui sviluppi inerenti alla situazione che riguarda proprio il coronavirus. Presente all'incontro anche il dottor Mario Marino, coordinatore della task force per garantire tutti gli interventi necessari nel caso di una possibile diffusione del virus. In questo momento non ci sono casi di contagio da coronavirus. C'è un problema di allarmismo che è veramente diffuso, che ci dà anche delle difficoltà per dare risposte serie e urgenti alla popolazione. Anche l'Università della Calabria ha adottato alcune disposizioni cautelative. L'Università, fa sapere il Rettore Leone, ha già attivato le procedure sanitarie per tutti gli studenti in arrivo dall'estero e non sono emerse criticità. Gli ultimi arrivi dalla Cina risalgono a fine gennaio. Gli studenti sono rimasti in isolamento volontario e sono stati monitorati quotidianamente dall'ASP senza presentare problemi di salute. Per quanto riguarda la didattica, le sedute di laurea potranno tenersi senza pubblico, anche trasmettendole in streaming ed evitando la presenza di pendolari in commissione per limitare la mobilità da aree a rischio. Ma a proposito dei controlli, qual è la situazione negli aeroporti calabresi? Vediamo il servizio. No, niente, zero. No, nessun controllo. No. Se si chiede a un passeggero di un aereo appena atterrato all'aeroporto di Crotone se è stato sottoposto a controlli all'arrivo in Calabria, si riceve quasi sempre la stessa risposta. Sarà un caso? Probabilmente no, e a quanto pare anche negli aeroporti di partenza o di scalo non tutti sono stati sottoposti o hanno visto effettuare i controlli. Perché non fanno i controlli? E rendono più sicurezza, danno più sicurezza alle persone che devono rientrare a casa dei familiari. Nonostante le sollecitazioni, non sono state attivate le attrezzature termoscanner utili a monitorare la temperatura dei viaggiatori in transito, una misura necessaria per evidenziare eventuali casi da approfondire. Molti di loro hanno indossato le mascherine per precauzione, altri non l'hanno ritenuto necessario, seguendo le indicazioni dei medici. Chi proviene da zone a rischio è chiamato ad osservare un periodo di isolamento volontario. Anche in questo caso l'appello delle autorità sanitarie sembra essere stato raccolto dalla popolazione. 15 giorni ci hanno detto di stare dentro a casa. Lo farò sicuramente. I medici del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza lamentano la carenza di personale. I locali in cui tra l'altro è ospitato il pronto soccorso, sottolineano, non sono idonei. Chiedono interventi immediati. 70.000 accessi annui e una carenza di personale strutturale che mette a rischio il buon funzionamento del reparto di pronto soccorso. I medici del sindacato SUL si rivolgono al commissario dell'ospedale per chiedere di accelerare le procedure di assunzione di personale e di apportare migliorie strutturali e organizzative. Noi abbiamo al pronto soccorso di Cosenza, non è l'unico luogo per la verità, un personale sia medico che paramedico che è sostanzialmente dimezzato. Questo crea problemi di ritmi di lavoro difficilmente sostenibili, c'è il problema che vengono effettuati i turni in un numero non sufficiente di medici e anche di paramedici, e questo è preoccupante in sé nella normalità dello svolgimento di queste operazioni e a maggior ragione preoccupante in un momento in cui noi non sappiamo che cosa accadrà con il virus che sta circolando. La testimonianza di chi vive dall'interno questa situazione è emblematica. Siamo arrivati al minimo storico di personale medico e anche del comparto presso la nostra unità operativa e che questa cosa non è più sostenibile. Stiamo facendo tanti turni in due, chiediamo poche cose che è aumento del personale soprattutto medico e sicurezza per il nostro luogo di lavoro, per noi sanitari e per i pazienti. E adesso che gli accessi, nonostante gli inviti all'autorità, potrebbero anche aumentare a dismisura, cosa succederà? Abbiamo delle direttive nel far transitare il meno tempo possibile i pazienti a rischio in pronto soccorso, quindi attivare immediatamente l'unità operativa di malattie infettive e esporre per il minor tempo possibile i verosimili pazienti
contagiati con gli altri pazienti. È ovvio che in un pronto soccorso come il nostro questo viene fatto più col buon senso che non in modo strategico. Abbiamo una stanza adibita ad accogliere questi pazienti in modo da non farli transitare all'interno. È ovvio che questo in questi giorni lo abbiamo avuto per pochi casi ed è stato insomma molto semplice, molto fluibile. Nel momento in cui i casi diventeranno di più è ovvio che i numeri sono limitati e che questa cosa ci spaventa a maggior ragione. Torniamo ad occuparci della forte scossa di terremoto avvertita ieri pomeriggio nel Cosentino, una scossa che ha provocato tanta paura tra la popolazione. Ma sentiamo cosa ci dice il responsabile del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università della Calabria. Sono le 17.02 a Rende, in provincia di Cosenza, un boato squarcia il silenzio. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si avverte fra la popolazione che impaurita si riversa per strada. Un sisma così forte e violento non si ricorda da anni alle nostre latitudini, eppure nonostante c'è la consapevolezza che la Calabria sia una terra ballerina, la forte scossa avvertita ieri ha creato allarmismo e preoccupazione. Stiamo vedendo proprio sui monitor dell'Università della Calabria l'epicentro del terremoto che è avvenuto proprio ieri nel pomeriggio qui a Rende. Sì, c'è stato un terremoto di magnitudo 4.4 localizzato esattamente a Rende a una profondità di circa 10 km e sulla mappa possiamo vedere l'epicentro indicato da questo simbolo giallo ed è un terremoto normale, diciamo che fa parte della normale attività sismica dell'area. Era dal 28 dicembre del 2014 che non avevamo un terremoto di questa magnitudo nell'area, quindi sì, negli ultimi tempi questo qua è stato sicuramente il più forte. Però diciamo che questo è normale, per fortuna i terremoti più sono forti e più sono rari, al contrario più sono piccoli e più sono numerosi. Il professore La Rocca non tranquillizza ma neanche mette in guardia, da noi i terremoti sono frequenti, pensate che pochi minuti prima nel Mar Tirreno si è registrato un sisma che però non è collegato con quello avvenuto a Rende. Circa un quarto d'ora prima c'è stato un altro terremoto localizzato nel Mar Tirreno, ma non c'è alcuna correlazione fra i due eventi, sono eventi indipendenti avvenuti in aree sismogenetiche diverse e quindi entrambi fanno parte della normale attività sismica della regione e zone circostanti. C'è da dire che c'è una certa attività in questo periodo, negli ultimi 2 mesi l'attività sismica in Calabria è stata di sicuro più intensa rispetto agli anni precedenti, ma questo non è nulla di allarmante. Una caratteristica dei terremoti tipica è che essi accadono in modo irregolare, sia nello spazio che nel tempo e quindi nelle zone tettonicamente attive ci sono periodi in cui i terremoti sono più numerosi e altri periodi in cui i terremoti sono più rari. Sui social la psicosi e l'allarmismo ha preso il sopravvento. In tanti hanno postato consigli di pseudo-esperti che annunciavano una scossa di assestamento con il suggerimento di dormire in macchina oppure vestiti. I messaggi diffusi sui social o attraverso altre vie di comunicazione che diciamo, inducono la popolazione a preoccuparsi, secondo me sono una cosa sbagliatissima. Le antiche chiese di Rende colpite dal sisma di ieri, crepe e calcinacci sia nella chiesa matrice che nella chiesa di Costantinopoli, dove oggi i tecnici del comune hanno effettuato dei sopralluoghi. Guardate il lampadario a terra, i pezzi di vetro hanno investito i banchi e la navata centrale a staccarlo dal soffitto, il terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato il Cosentino. Siamo nella chiesa di Costantinopoli a Rende, epicentro del sisma, le crepe nelle mura e i calcinacci a terra, le conseguenze di quegli attimi di paura e il custode del luogo sacro che ieri era appoggiato alle mura esterne della chiesa a raccontare con negli occhi ancora il terrore che cosa è accaduto. È successo che ho sentito un po' di calcinacci, che ancora ce n'è qualcuno, e ho alzato la testa così ho visto il campanile un po' spostate in avanti. Andando indietro suonando la campana
E allora sono fuggito, ho avuto paura e quindi ho chiamato qualcuno. C'è stata la volta a vedere quell'albero che andava a destra e a sinistra quasi più di 1 metro. E allora ho avuto una paura immensa, la prima volta che sento un terremoto così forte. Nella città del Campagnano anche la chiesa matrice Santa Maria Maggiore ha riportato dei danni. Oggi il sopralluogo dei tecnici comunali nell'antico luogo di culto risalente all'anno 1000. Le rassicurazioni del sindaco Manna. È nostra intenzione ovviamente provare a tenere aperta la chiesa, ma non solo, a intervenire e a sanare le lesioni che si sono prodotte. Dobbiamo capire esattamente la entità di queste lesioni e soprattutto la possibilità di intervento. C'è poi la chiesa di Costantinopoli che ha avuto analoghi problemi, anche lì stiamo facendo delle verifiche, chiameremo anche i tecnici della soprintendenza. Diciamo che stiamo monitorando tutto il territorio, ma in particolare il centro storico, perché ovviamente per la conformazione che ha è quello che presta più problemi da un punto di vista proprio sismico. La politica adesso, analisi del voto a Catanzaro con Pippo Callipo che dice la Santelli non è un nemico da abbattere. Per Pippo Callipo la Santelli non è un nemico da abbattere ma l'amico da aiutare. Il consigliere regionale candidato del centrosinistra alle elezioni del 26 gennaio scorso lo ha sottolineato intervenendo a Catanzaro all'iniziativa organizzata dal consigliere regionale Francesco Pitaro. Callipo plaude alle prime iniziative della neogovernatrice della Calabria. Le prime mosse sono state le nomine dei 2 assessori. Io ho condiviso pubblicamente, ho fatto un plauso perché veramente sono 2 persone competenti, 2 tecnici. Io d'altronde in campagna elettorale dicevo sempre che nel caso in cui avessi vinto io le elezioni i miei sarebbero stati tecnici, perché noi abbiamo bisogno di tecnici, non di politica. È stata fatta troppa politica in questi anni che non ha portato a niente. Adesso abbiamo bisogno delle cose di analizzarle, di vederle da un punto di vista tecnico e di cercare di risolverle. Quindi sicuramente ho fatto un plauso e sono perfettamente d'accordo con la signora Santelli. Noi, ha detto poi Callipo, vogliamo essere da pungolo per chi governa, perché così pensiamo di essere d'aiuto alla Calabria. Opposizione per me non è una cattiva parola. Opposizione vuol dire collaborare, vuol dire collaborazione, vuol dire sollecitare alcune cose, ricordare alcune cose che magari vengono trascurate a chi governa, evidenziare alcune cose che ci vengono, diciamo, proposte dalla cittadinanza, dal popolo calabrese. Quindi vuol dire questo fare opposizione, non vuol dire fare guerra di partito preso perché siamo all'opposizione. Anzi, io ho offerto già tutta la mia collaborazione alla signora Santelli. A Cosenza, alla Camera di Commercio, la presentazione del rapporto Censis 2019. La Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato per la prima volta nel mezzogiorno la presentazione e l'illustrazione da parte del segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, del rapporto annuale 2019. Noi per abitudine lo presentiamo da 53 anni soltanto a Roma. È un appuntamento al quale teniamo molto, è un appuntamento in cui presentiamo un anno di lavoro e di ricerche sul cambiamento e sui fenomeni della società italiana. Quest'anno la Camera di Commercio ci ha invitati a venirlo a presentare anche qui e con grandissimo piacere abbiamo accettato, perché crediamo sia giusto riflettere anche con il Mezzogiorno sui problemi dello sviluppo. Il rapporto annuale del Censis è lo strumento per eccellenza per comprendere l'economia locale, è ricco di informazioni, riflessioni e spunti per affrontare il futuro. Nello studio c'è uno spopolamento del Mezzogiorno e che quindi ci preoccupa tantissimo. Nel Mezzogiorno abbiamo i problemi dei trasporti, abbiamo il problema della variabilità e lo studio questo lo fa uscire fuori. È il momento di dire basta, è il momento di dire noi ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare ma non partendo da singolo. E né dire si fa squadra, no, ci sono i corpi intermedi come l'associazione di categoria, i sindacati, le province, le camere di commercio che hanno sempre avuto un ruolo importante dal dopoguerra. Questo non lo dico io, lo dice Giuseppe De Rita. E dove i corpi intermedi funzionano come questa Camera di Commercio, in realtà c'è una buona politica.
Dal rapporto annuale del Censis 2019 il dato più vistoso che emerge è senz'altro lo stato d'animo di incertezza con cui il 69% degli italiani guarda al futuro, mentre il 17% è pessimista e solo il 14% si dice ottimista. Questo è il principale punto di riflessione di quest'anno, e cioè che gli italiani hanno paura del futuro, sono incerti, sono preoccupati, vedono un futuro di brevissimo respiro, è come se il futuro fosse domani. In questo un po' soffrono anche la comunicazione e la politica, che continuano a rappresentare un paese in cui la sua scadenza è a brevissimo termine. Lo sviluppo invece è esattamente il contrario, cioè è la capacità di allontanare il futuro dal presente per cercare di capire in che modo e in che direzione si può andare avanti. Il sindaco e il presidente della Proloco di Castrovillari hanno annullato la sfilata di Carnevale. La sospensione è dettata dalle nuove regole previste nel decreto per il coronavirus. Il sindaco di Castrovillari Domenico Lopolito, in via precauzionale nel segno della cautela in materia di nuove indicazioni in materia di Covid-19 coronavirus, ha emesso l'ordinanza che annulla la sfilata di oggi martedì 25 febbraio 2020 del Carnevale di Castrovillari e tutte le iniziative pubbliche previste nella giornata. Niente panico, ha dichiarato il primo cittadino appena firmato il provvedimento, ma solo assunzione di responsabilità a tutela della salute. L'ufficialità è arrivata tramite mail alle 21:28 di ieri sera e confermata dal sindaco durante la serata del Gran Galà del Folklore. Quello che mi ha indotto praticamente ad annullare la manifestazione di domani è sapere che tanta gente in queste ultime ore è tornata giù nel meridione e sono tornati giù senza alcun controllo, perché il cordone sanitario nelle zone rosse è scattato solo ieri e noi non sappiamo quanta gente nel frattempo è venuta e quanta gente potrebbe venire al Carnevale di Castrovillari, perché poi la bellezza è che viene tanta gente da fuori. In questo caso però diventa un dramma perché non siamo in grado di capire da quali zone provengano. Purtroppo gli interessi generali devono prevalere sugli interessi particolari ed era importante che noi ci adeguassimo a questa nuova realtà che sta vivendo in questo momento l'Italia. Come speranza è che magari vediamo, se la situazione dovesse migliorare, vediamo di fare un'estemporanea sfilata, magari non bella come siamo abituati a vederla, ma magari un po' più soft, ma facendo sfilare i gruppi mascherati, facendo sfilare i carri, perché il lavoro quest'anno è stato veramente tanto. Adesso le previsioni del tempo. Ultime ore di tempo stabile con temperature miti per il periodo, poi l'atteso arrivo di una perturbazione di stampo prettamente invernale che, seppur veloce, riporterà freddo e maltempo anche sulla Calabria. Domani inizialmente poco nuvoloso per nubi medio-alte, poi nel corso della giornata peggioramento del tempo a partire dai settori tirrenici. In serata piogge anche di moderata o forte intensità interesseranno la fascia tirrenica e le zone interne, con nevicate sul Pollino fino a 900-1000 metri, sulla Sila fino a 1000-1100 metri e sulle vette di Serre e Aspromonte. Nel corso della nottata successiva comunque la quota neve è destinata a scendere ulteriormente. Tempo migliore invece sulla fascia ionica, temperature in diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani agitato il Tirreno, mosso o molto mosso lo Ionio, venti moderati o forti da ponente. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.